Lo straordinario bosco ricoperto di neve raffigurato in questo dipinto non è altro che la tundra della quale il pittore finlandese Anseli Kallela era originario. Questo artista è considerato in patria un vero e proprio eroe nazionale, perché fu tra i primi intellettuali ad opporsi, fin dall'età del liceo e poi dell'Accademia di Belle Arti, all'apprendimento della lingua svedese e della rigida educazione russa. Per esercitare liberamente la pittura si recò a Parigi e, tornato in patria, addirittura cambiò il suo nome in Anseli Gallen Kallela, un nome autoctono finlandese che dimostrava tutta la sua fierezza di essere originario di questi boschi, di queste foreste, una fierezza e un orgoglio di identità nazionale che lo portarono a morire combattendo contro i russi.